Jesolo è un paese sotto shock il giorno dopo la tragedia è costata la vita ad Audrey Sager, la turista svizzera di 42 anni, morta schiacciata tra un ponte e la barca sulla quale si trovava assieme al marito e ai figli. L'imbarcazione è stata posta sotto sequestro, così come tutti i documenti legati al suo noleggio. Al vaglio è anche la posizione del marito, che si sarebbe trovato al comando della barca al momento dell'incidente. L'uomo e i due bambini di 9 e 10 anni erano stati trasferiti subito dopo l'incidente in stato di shock al pronto soccorso. La tragedia si è consumata davanti ai loro occhi. L'ULSS ha messo a disposizione un servizio di assistenza psicologica. È stato poi il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, a provvedere ad una loro sistemazione in un albergo dove hanno trascorso la notte e dove sono stati raggiunti da familiari arrivati dalla Svizzera. Il Consiglio Comunale di Jesolo la sera stessa ha osservato un minuto di silenzio. Alle indagini per chiarire nel dettaglio quanto accaduto si unisce il dolore di una comunità rimasta scossa e incredula. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio. La houseboat, un'imbarcazione per il turismo fluviale che si può prendere a noleggio anche senza la patente nautica, si è schiantata contro il ponte ciclopedonale San Giovanni a causa del maltempo che aveva alzato il livello del Sile. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe a questo punto che la donna si è sporta per tentare di liberare l'imbarcazione, rimanendo però schiacciata a causa della corrente che ha sbattuto nuovamente la barca contro l'arcata del ponte, un tentativo di aiutare la manovra che si è rivelato fatale.